È stata attivata un'allerta di codice giallo dalla Protezione Civile regionale per rischio idrogeologico legato ai temporali. Il provvedimento interessa l'intero territorio del Friuli Venezia Giulia e rimarrà in vigore dalle 18 del venerdì fino alle 3 di sabato mattina. Le rilevazioni del centro funzionale decentrato indicano il rapido passaggio di una perturbazione durante la serata. L'ingresso del fronte, preceduto da masse d'aria particolarmente calde e umide, innescherà una forte instabilità atmosferica. Dal tardo pomeriggio fino alle prime ore della notte sono attesi rovesci temporaleschi con maggiore probabilità di occorrenza tra la fascia montana e l'alta pianura. Gli eventi meteo potranno rivelarsi di forte intensità, accompagnati da grandinate e violente raffiche di vento. L'allerta di grado giallo corrisponde a un livello di criticità idrogeologica ordinaria per temporali ed è estesa a tutte e 4 le zone operative della regione. Non si attendono ulteriori criticità di natura idraulica o idrogeologica generale, oltre a quelle specificamente legate a fenomeni temporaleschi. Le precipitazioni e i fenomeni associati potrebbero determinare allagamenti locali della rete idrica secondaria e dei sistemi di drenaggio urbano, isolati smottamenti, instabilità dei pendii, temporanee interruzioni o disagi alla circolazione stradale, danni a strutture o cose dovuti alla grandine e alle raffiche di vento. Lo stato operativo a livello regionale è stato fissato sulla fase di attenzione. La Protezione Civile sollecita il massimo monitoraggio del territorio con un occhio di riguardo per le aree campeggio e lo svolgimento di eventi all'aperto al fine di garantire l'eventuale e immediato intervento dei soccorsi.